Operazione della Polizia di Messina che ha eseguito arresti in tutta Italia nei confronti di un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, sequestro di persone ed altro. 23 gli arresti eseguiti anche dalle squadre mobili di Cosenza e Reggio Calabria. Le indagini hanno permesso di far luce su una vasta organizzazione criminale composta da persone per lo più di nazionalità rumena. Un imprenditore sessantenne di Reggio Calabria, Tiberio Bentivoglio, è stato ferito stamani da un colpo di pistola che lo ha raggiunto ad un polpaccio. L'agguato è stato fatto a Gambari ed Aspromonte mentre l'uomo stava salendo sul suo furgone. Le sue condizioni non sono gravi. L'uomo, titolare della sanitaria Sant'Elia, è conosciuto per far parte del movimento anti-racket. Nel 1992 denunciò i presunti autori di un furto subito dopo aver rifiutato di pagare il pizzo. Sul ferimento indaga la polizia. È morta nell'ospedale di Rossano una donna di 80 anni trovata segregata ed abbandonata in un magazzino. La nipote della donna e il suo convivente sono stati denunciati ai carabinieri. A segnalare la presenza dell'anziana nel magazzino adiacente all'abitazione della nipote, privo di riscaldamento e servizi igienici, è stata una persona anonima. L'ottantenne, trovata in precarie condizioni, è stata soccorsa dal 118 e ricoverata nell'ospedale di Rossano, dove poi è deceduta. È stata totale, secondo Federfarma, l'adesione dei farmacisti delle province di Catanzaro e Cosenza alla serrata proclamata ieri per protestare contro il mancato pagamento da parte delle aziende sanitarie provinciali dei rimborsi degli ultimi 6 mesi. La serrata, hanno detto i presidenti di Federfarma Catanzaro e Cosenza, Vincenzo De Filippo e Alfonso Misasi, è l'ultimo messaggio lanciato ad ASP e Regione. Se non interverranno fatti nuovi, dal 1° marzo le farmacie passeranno all'assistenza in diretta, il che significa che i cittadini dovranno pagare di tasca propria i medicinali. È stato firmato a Reggio Calabria un protocollo d'intesa per la stesura del patto per l'emersione del lavoro nero. I contraenti sono il prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta, il presidente della Commissione regionale del lavoro non regolare Benedetto Di Jacopo e in rappresentanza del governatore Scopelliti il vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro Nicolò. L'accordo avrà una durata di 2 anni e serve ad avviare le procedure per l'attivazione di un patto per il lavoro a favore degli immigrati. Azzeramento completo della giunta provinciale di Crotone, nessuna riconferma dei vecchi assessori e consegna delle deleghe a tecnici d'area. Questi gli orientamenti del presidente della provincia, che ieri ha illustrato a tutti i consiglieri di maggioranza di PDL, FLI e UDC. Zurlo ha avuto il via libera da tutti i consiglieri e presto provvederà all'azzeramento. Intanto domani è convocato il consiglio provinciale e anche se i tempi sono stretti, il presidente potrebbe comunicare già in questa occasione i nomi del nuovo esecutivo. Le cause di separazione presentate nel 2010 al Tribunale Ecclesiastico sono state 155, 3 in meno rispetto all'anno precedente, mentre ne sono state definite nello stesso periodo 166, di cui 150 con esito affermativo e 16 negativo. I dati sono stati resi noti nel corso dell'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico regionale. Il presidente del Tribunale, Monsignor Raffaele Facciolo, nella sua relazione ha evidenziato che la durata della convivenza media del rapporto di coppia oscilla da 3 mesi a 17 anni. Presentato a Palazzo dei Bruzzi il report 2010 sull'attività della Polizia Municipale. A Cosenza nel 2010 sono aumentati gli incidenti stradali con un incremento dell'11,5% rispetto all'anno precedente. Nella classifica delle violazioni più frequenti commesse dagli automobilisti al primo posto figura il mancato azionamento del parcometro. Tra le strade cittadine che si contendono il primato del maggior numero di infrazioni, la prima è Piazza Bilotti. Ad illustrare i dettagli il comandante Giampiero Scaramuzzo.